Ha regalato emozioni particolari, ma tutte e 10 le giocatrici in campo sono pronte a smentirci. Bea Martin, benvenuto. Fuhrman spalla alla porta, torna indietro, Soldeviglia in chiusura, fallo laterale. Intanto il secondo arbitro ha qualcosa da dire alla panchina, qualche parola di troppo forse dalle giocatrici non in campo. Espressioni allibite sia del mister sia del resto della panchina, ma era prevedibile. Fuhrman addosso a Soldeviglia, pallone che resta in gioco. Il rimbalzo controllato non consente alla sfera di uscire. Bea Martin, Oliveira si gira bene, Jennifer Oliveira che ritarda per un attimo la conclusione. Gran giocata dell'olandese, poi Fuhrman come può, deviazione di Marcella Violi, ma gran giocata di Jennifer Oliveira che ha solo ritardato per un attimo il momento della conclusione, ma aveva mandato fuori tempo la sua marcatrice, che se non erro era la numero 23 Sara Butimà. Fuhrman a battere il calcio d'angolo, pallone arretrato, benvenuto, la mette giù con il sinistro, poi Bea Martin dentro, Oliveira conclude debolmente, attenzione, Butimà non controlla bene, allora benvenuto lascia scorrere, si prende questo fallo laterale, entra Macchiarella intanto al posto di Fuhrman. Bea Martin, Macchiarella, fermata da Butimà, la ripartenza fermata ancora da benvenuto, si lotta, Oliveira, entrataccia da dietro di Butimà che dice di non averlo fatto apposta. L'arbitro non estrae il cartellino giallo che ci poteva stare. Terza infrazione commessa dallo Statte, un fallo invece commesso dal Cavena. 7-0-6 alla fine. È presto per cominciare a parlare di titolo libero, ma sicuramente deve fare un po' di attenzione lo Statte. Riprendono fiato tutte le giocatrici. Bea Martin diretta in porta, Marcella Violi si immola e protegge la propria porta. Bea Martin chiede che sia rispettata la distanza, pallone buono per Macchiarella, si gira, il pressing di Butimà che recupera il pallone e poi scarica dietro. Buona la giocata di Sara Butimà a livello difensivo. Renatigna, 1 contro 3, le punta tutte comunque, poi allarga sempre per Butimà. 39 gol in 2, 21 di Sara Butimà, 18 da Renatigna. Inutile dire perché, per quale motivo siano le più pericolose dello Stato, insomma. Pallone dentro intanto di Renatigna, ottima la chiusura di Bea Martin, poi Oliveira non si accorge dell'arrivo di Renata e chiama il time out proprio l'allenatore dello Statte Antonio Marzella. Riprenderà tra poco la partita tra Città di Cavena e Real Stat. Molto combattuto il match, molto più del previsto, 0-0. Il Cavena sta mettendo in campo tutto se stessa, lo Stat che invece sembra aver cominciato un pochino sotto le aspettative, ma può succedere di tutto perché appunto siamo ancora 0-0 e manca quasi un tempo e mezzo. A tra poco. Tornano in campo Città di Cavena e Real Stat, vediamo come si schierano i due quintetti. Cavena con Castagnaro tra i pali, benvenuto, Bea Martin, Macchiarella e Oliveira. Stat con Margarito tra i pali, Renata, Butimas, Violi e Soldeviglia. Benvenuto subito da Oliveira, l'anticipo di Violi. Ritmi altissimi in questi primi minuti.
Qui Macchiarella lotta con due avversari e Butimà, pallone che passa, Schmidt sfida Benvenuto, l'entrata è scivolata, è fallosa. Sembrava aver colpito il pallone Serena Benvenuto, secondo gli arbitri ci sono gli estremi per il fallo. Seconda infrazione per il Capena. Tanto un saluto speciale a Francesca D'Amelia che sta seguendo la gara qui con noi, non è potuta essere della partita per un leggero problema di salute, gli auguriamo ovviamente di tornare il più presto possibile in campo. Schmidt e Violi sul punto di battuta, 6:19 al termine. Pallone arretrato, Renatigna deve però controllare. Schmidt libera di andare alla conclusione dalla distanza, pallone però molto alto che non preoccupa Castagnaro. Giocata lunga a cercare Oliveira, buono lo stop ma buona anche la chiusura di Violi. Molto aggressiva sul pivot del Capena, qui Bea Martin sbaglia, pallone intercettato da Renatigna. Schmidt non controlla. Benvenuto. Bea Martin, buono per Oliveira, la chiusura di Violi. Marcatura a uomo di Marcella Violi su Jennifer Oliveira. Qui Macchiarella prova la conclusione diretta in porta, stavolta ad immolarsi, e Sara Butimà. Benvenuto, Macchiarella. Attacco per Benvenuto che poi sbaglia l'appoggio. L'idea era buona, ora deve stare attento il Capena all'iniziativa di Renatigna. Subito la raddoppiata. Urla a gran voce Bianca Castagnaro, richiama le compagne alla giusta posizione. Schmidt scambia con Violi, poi il tentativo di prima in avanti, non si intende Marcella Violi con Sara Butimà. Pallone che finisce debolmente fuori. Castagnaro nega, disturbata dall'intervento totalmente però regolare di Renata. Fallo laterale. Prova ad accelerare il giro palla allo Stat con Renata dentro, Butimà, la respinta di Bianca Castagnaro che mantiene bene la posizione in uscita. Calcio d'angolo battuto velocemente da Butimà, spalle alla porta, poi si gira bene la numero 23, pallone buono per Schmidt che infila sotto le gambe Bianca Castagnaro. Sono passati 15 minuti e 29 secondi, lo Stat è in vantaggio. Primo gol con la maglia delle Ioniche per la numero 88 che ha giocato la prima parte di questa stagione con il kick-off. Numero 88 Tanto si attende il fischio dell'arbitro per la ripresa. Nega sul punto di battuta. Riprende il gioco 1-0 per lo Stat. Capena che aveva cominciato bene, stavolta però è stata brava Schmidt a concludere. Battuta Bianca Castagnaro sotto le gambe. Qui Benvenuto di testa, finisce a terra Butimà. Riprende il gioco subito Butimà. Benvenuto finisce a terra, è tutto regolare. Butimà si prende anche il fallo laterale. Si lamenta Serena Benvenuto. Qui Renatigna controlla bene, si gira, tutto molto rapido, destro-sinistro. Pallone dietro, Violi, Butimà spalla alla porta.
Furman in chiusura. E Schmidt che con calma si prende questo fallo laterale. 3 minuti e 39 alla fine. Renatigna con la punta addosso ad un'avversaria, recupera palla il Capena. Bea Martin, troppo lunga questa iniziativa per Furman. E allora buona la chiusura di Margareto. Qui Renatigna chiede il fallo di Benvenuto. E anzi se lo prende da sola. Ovviamente l'arbitro richiama Renatigna alla battuta regolare del fallo laterale, perché non ci sono gli estremi per il fallo secondo il direttore di gara. Rimane lo Stat in attacco, Butima dentro, l'uscita di Benvenuto, attenzione, la palla ancora buona per lo Stat. Violi addosso a Nega, Renatigna anticipata dall'entrata di Benvenuto. Ancora Butima, deviazione di Bea Martin, pallone in calcio d'angolo. Ora lo Stat rimane stabilmente nella metà campo avversaria. Si lamenta ancora per l'entrata di Benvenuto Renatigna. Qui forse leggermente esagerando la numero 99, che non ha bisogno sicuramente di queste cose per dimostrare la giocatrice che è. Benvenuto prova ad avanzare da sola Butima, qui poteva controllare meglio e stare davanti alla porta. Si salva il Capena perché sul primo tocco lo stop non è perfetto. Ora momento un po' di confusione. Ancora Renatigna, se la porta sul destro, poi scarica da Schmidt. Benvenuto in anticipo su Renata. Violi addosso a Butima, quasi diventava un assist. Recupera il Capena che poi riparte. Gran chiusura e scivolata di Marcella Violi, a dire di no, mentre si toglie la casacca Mansueto, che prende il posto di Sara Butima. Bea Martin cerca un appoggio facile, trova quello di Benvenuto. Ancora Bea Martin, poi Nega non controlla bene, pallone troppo potente. Benvenuto in anticipo su Renata. Benvenuto ancora lotta, c'è il fallo di Renata 2 volte. C'erano stati 2 calcetti, Renata dice di aver preso il pallone. Buon duello tra il direttore di gara e Renatigna. Agnello batte velocemente, Furman controlla. La chiusura di Soldeviglia, fallo laterale ancora per il Capena. Benvenuto dentro per Nega, lo scarico Agnello, la respinta di Margarito. Furman, Nega, spalla alla porta, ancora Margarito è spaccata a coprire il primo palo. Capena che si rifà vedere dalle parti della porta avversaria. Agnello, scarico corto da Furman. Benvenuto di prima, Nega, forse con un braccio tutto regolare si gioca. Renatigna raddoppiata, pallone in fallo laterale. L'ultimo tocco è della giocatrice brasiliana. E allora rimessa in gioco per il Capena, che può rimanere in attacco in quest'ultimo minuto e 20. Nega, non c'è spazio per la conclusione, ci prova Benvenuto. Furman non arriva prima di Margarito, che chiude. Contrasto duro tra le due. Forse ad avere la peggio è stata proprio l'estremo difensore dello Stat, che ora si chiarisce con Maria Laura Furman. Contrasto di gioco, ovviamente non c'era cattiveria da parte di entrambe le giocatrici, che si rialzano. E questo è l'importante. Zoppica leggermente Valentina Margarito, speriamo ovviamente per lo Stat, ma anche per lei che non sia niente di grave. Benvenuto, velo di Furman, Nega, salva il gol del pareggio Mansueto, perché la palla era lenta ma era destinata ad infilarsi all'angolino basso.
Agnello addosso ad un avversario, ancora fallo laterale. Agnello cambia fascia per Nega, 2 su di lei, poi Furman, scarico dietro, benvenuto. Mansueto saltata, Furman, Soldeviglia è scivolata. ...43 secondi al termine, rimane in avanti il Cavena a questo finale di frazione. E qui un po' di confusione perché Soldeviglia ha spazzato via per mettere fuori il pallone, ha colpito Laura Furman che però era fuori dal campo, quindi il pallone è uscito, la rimessa in gioco è per il Cavena. L'arbitro ha ritardato leggermente il fischio, qui Furman però batte corto in maniera poco furba perché aveva capito tutto Mansueto. 30 secondi al termine, Schmidt corto da Renatigna, ancora Renatigna, punta Furman, scarico da Soldeviglia, ancora Mansueto, la mette fuori, ancora Schmidt per Renata, spalla porta la numero 99, Furman la tocca, non basta, benvenuta a salvare, 5 secondi al termine, deve provare la conclusione, pallone dall'altra parte e suona la sirena sul momento della conclusione di Agnello. 1-0 per lo Stat, ma il Cavena c'è, è vivo. A tra poco.
Bentornati amiche e amici del futsal femminile qui al Palapertini di Fiano Romano per il secondo tempo tra Città di Capena e Real Statte. Primo tempo finito 1-0 per la compagine ionica, per le ospite, grazie al primo gol con la maglia rosso-blu di Valeria Schmidt, l'ex giocatrice del kick-off. Vediamo come si schierano le squadre in campo. Castagnaro tra i pali, Nega, Furman, Bea Martin, benvenuto per il Capena, Margarito tra i pali invece per lo Statte, Schmidt, Butimà, Renata e Soldeviglia. Fischia l'arbitro, ricomincia il secondo tempo tra Città di Capena e Real Statte. Primo possesso gestito dagli ospiti con Soldeviglia. Subito il pressing alto del Capena, Margarito a rinvio lungo, benvenuto a chiudere su Butimà, pallone che poi finisce docile tra le mani di Castagnaro. Bea Martin punta Schmidt che scivolata chiude. Tanto incoraggiamento da parte della panchina dello Statte che applaude, incoraggia le compagne ad ogni azione. Qui benvenuto deve mettere una pezza sul passaggio sbagliato di Bea Martin che aveva regalato palla a Sara Butimà. Statte che non sta facendo girare molto la squadra, che gioca sempre più o meno con le stesse 5-6 giocatrici di movimento. Avanza ora lo Statte, Renata punta la Bea Martin che chiude in calcio d'angolo. Calcio d'angolo battuto velocemente, Soldeviglia. Schmidt per Renatigna. Ancora Soldeviglia. Butimà poi scarica all'indietro. Renatigna stavolta passa, anzi no. Si trascina la palla fuori. Era riuscita a mandare a vuoto Bea Martin che aveva cercato l'anticipo senza riuscire a strappare il pallone dai piedi di Renatigna. Cambio di fascia del Capena. La chiusura poi di Soldeviglia su Neca. Ritmi bassi in questo inizio di secondo tempo, sono trascorsi 1 minuto e 14 secondi. Risultato che rimane per ora di 0-1 per il Real Statte. Decide il gol di Valeria Schmidt a circa 5 minuti dalla fine del primo tempo. Controfallo di Furman che non ha posizionato bene il pallone al momento della battuta del fallo laterale. Allora cambio di rimessa, attenzione qui alla palla dentro. Castagnaro in uscita, poi Bea Martin qui non riesce a girarsi. Renatigna può andare, la frenata della numero 99, gestisce lo Statte. A vuoto tutte le giocatrici, Butimà sbaglia tutto, Furman, c'è lo scatto di benvenuto, il pallone tra Furman è troppo lungo, occasionissima questa per il Capena, non sfruttata. Recupera ancora Furman che qui però è sola contro tutte, allora si allunga troppo il pallone la numero 11 e finisce per perderlo. Valeria Schmidt. Si lamenta per le numerose entrate di benvenuto Renatigna. Valeria Schmidt ancora a cercare la numero 99, 1 contro 1 proprio con Serena Benvenuto. Temporeggia la numero 18, poi scarica dietro Renata. Soldeviglia se la porta sul destro, poi Butimà spinge Furman. Pallone che poi scivola sul fondo. Castagnaro lungo per Furman che la tiene in gioco, pallone buono, Furman si avvicina a Nega, preferisce tornare indietro la numero 11 da Benvenuto, che poi sbaglia l'appoggio per Bea Martin che era venuta incontro. Benvenuto aveva cercato invece il pallone sulla corsa.
Renatigna, punta ancora Benvenuto, Soldeviglia, Schmidt, Butimà spalla alla porta. Attenzione alla palla è passata qui Renatigna, salta Castagnaro, la palla in mezzo, si salva il Cavena qui con l'intervento di Bea Martin. Si è accesa però la stella di Renata qui al Palavertini di Fano Romano. Controfallo, il primo anche per lo Stat, ingenuità di Soldeviglia che ha battuto troppo frettolosamente questa rimessa in gioco. (16:20) alla fine della gara, sempre 0-1 per lo Stat. Furman, Bea Martin. Furman chiude il triangolo con la giocatrice spagnola. Cerca lo spazio per la conclusione, pallone che esce di pochissimo, il lampo di Bea Martin che risponde a quello di Renatigna. Tante occasioni da ambo le parti. Cavena a caccia del pareggio, Stat a caccia del gol che invece metterebbe in discesa la partita. Ecco la Renata al limite dell'area. Pallone per Butimà con la mano Castagnaro, poi Bea Martin la tiene in gioco, gran giocata della spagnola. Sulla corsa per Benvenuto, 1 contro 1 con Soldeviglia. Benvenuto! Il palo di Serena Benvenuto, vicinissimo al gol del pareggio il Cavena, clamorosamente sfortunato anche in questa occasione. Renatigna intanto contropiede, messa giù da Bea Martin che invece prende il pallone. Stasera non è un problema di prestazione perché il Cavena sta veramente giocando alla pari con lo Stat, ma è sfortunata la compagine di mister Chiesa che non trova il gol neanche in questa occasione. Soldeviglia costretta ad andare all'indietro da Margarito, rinvio a cercare Butimà che usa il fisico per proteggere il pallone, poi si allunga troppo la sfera, Benvenuto la tiene, anzi no. Viene raddoppiata Serena Benvenuto che però sta facendo una partita, una delle migliori prestazioni finora con la maglia del Città di Cavena. Schmidt all'interno della Soldeviglia, nega in chiusura poi in 3 su questo pallone. Schmidt riesce a giocarla corta da Renatigna, Soldeviglia dentro, buona la chiusura di Nega, Benvenuto, c'è lo scatto di Furman, in scivolata Soldeviglia che tocca il pallone, ferma la ripartenza. Bea Martin scodella in avanti da Benvenuto al volo di sinistro. Che conclusione di Serena Benvenuto. Buona la risposta di Margarito che con i piedi respinge. Bellissimo gesto tecnico da parte di Serena Benvenuto che non ci ha pensato su 2 volte. E con il sinistro che non è il suo piede la girata verso la porta avversaria. È entrata Saragnello al posto della compagna di mille avventure Serena Benvenuto. Hanno giocato insieme alla Lazio all'Acquedotto. Qui intanto Renata respinge Castagnaro e Agnello spazza via come può. Esce anche Nega quando sono trascorsi 6 minuti. Jennifer Rivera in campo. Soldeviglia, Butimà, Soldeviglia la alza, pallone rimane in gioco, non tocca di poco il soffitto, qui Bea Martin sbilancia leggermente Butimà, non c'è fallo, c'è adesso il fallo di Sara Butimà che si prende anche il cartellino giallo, reagisce la numero 23. Sono passati 6 minuti e 27 secondi, se la matematica non mi inganna, sì, 13:33 alla fine, quindi 6:27 trascorsi. Primo giallo della gara per Sara Butimà, partita non cattiva, ma qui il direttore di gara ha visto una reazione. Riprende il gioco, Agnello in avanti a cercare Oliveira, fa scorrere bene il pallone Oliveira, che però non si accorge che il campo è finito e allora rimessa dal fondo. Violi,
Pallone alla ricerca di Mansueto, Agnello protegge bene, poi no, Castagnaro troppo frettolosamente, pallone dentro, Mansueto si divora la rete del possibile 2-0. Castagnaro ancora molto veloce, Violi di testa, la tocca Soldeviglia, Agnello gestisce, Bea Martin prova a mettere calma al Cavena, Oliveira, punta Violi che la ferma, fallo laterale. Furman, c'è il corridoio per Bea Martin, non lo vede Furman che appoggia da Oliveira, Agnello, ancora per Bea Martin, ancora cambio fascia per Furman che punta due avversarie, salta la prima non la seconda, Renatigna sgambetta la compagna Violi, la palla buona per Mansueto, dentro per Renatigna che firma il gol del 2-0. Contropiede micidiale dello Statte che nel momento migliore del Città di Cavena riesce a trovare la rete. Brava a sfruttare le poche occasioni create in questo secondo tempo la squadra ionica. Sarà contento mister Antonio Marzella, non tanto della prestazione ma quanto del risultato. Cavena che meriterebbe sicuramente di più, mentre intanto qualche incomprensione tra i due direttori di gara, è da ripetere il calcio d'inizio. (12:39 alla fine). Cavena sotto di 2. Castagnaro troppo frettolosa qui. Sono già 2 o 3 volte consecutive che il portiere del Cavena cerca questa giocata lunga, una volta per poco il Cavena non ha subito gol, la seconda volta invece il gol l'ha subito. Prima l'occasione per Mansueto che da 2 passi ha messo fuori. Più attenzione intanto all'iniziativa di Soldeviglia che ha provato a lasciare sul posto Furman, pallone che però finisce fuori. Agnello, Bea Martin prova a chiudere il triangolo con Agnello, (12 minuti poco più alla fine). Violi, Renata, Mansueto prova a chiudere la triangolazione con Renatigna. Ora lo Statte gioca anche sulle ali dell'entusiasmo, Bea Martin inciampa un attimo sul pallone, Mansueto mette fuori. Furman, Oliveira anticipata, Mansueto, poi Furman la tocca ancora per Bea Martin. Qui decide di andare avanti, buono il colpo di testa di Furman, ma anche la chiusura di Renata che anticipa Oliveira e mette in fallo laterale. Esultano, li vediamo qui su Facebook, i tifosi dello Statte e hanno tutti i motivi per farlo. Furman qui cerca una giocata complicata. Soldeviglia, Marcella Violi ancora per la numero 8 che chiude il triangolo con Renata, perlomeno ci prova perché il pallone finisce addosso al tabellone del cronometrista. Bea Martin, altro errore nella misura del passaggio, Cavena ora leggermente in confusione. Qui Chiesa grida alle sue giocatrici di andare incontro al pallone, di non aspettarlo, perché anche per semplificare il passaggio ovviamente alla compagna. È difficile anche mantenere la concentrazione, insomma, dopo una partita così, dove Margarito, i pali, le traverse, i salvataggi sulla riga hanno impedito al Cavena di andare in gol. Cavena che ora si ritrova immeritatamente, questa volta lo dobbiamo dire, in svantaggio
Agnello ci prova al volo sulla conclusione, sulla respinta di testa di Marcella Violi. Pallone lontano dalla porta. Chiama al cambio mister Chiesa. Pronto ad entrare Capitan Nega. Renata. Violi di prima per Mansueto. Ancora Soldeviglia per Mansueto. Renata punta Bea Martin, allarga poi per Violi, di prima per Mansueto. La palla ancora per Renata che passa sotto le gambe di Furman. Renata, gran giocata, qui finta il passaggio di tacco per Mansueto, poi l'appoggia verso Soldeviglia. E poi Violi all'indietro che ricomincia tutto da Margarito. Mansueto. Udima. Agnello in anticipo sulla numero 22, ricomincia dal proprio portiere, Bea Martin. C'è il corridoio per Oliveira che se la porta avanti. Oliveira rischia l'autogol, è ancora incredibile quello che è successo, la palla in qualche modo non entra. Oggi si sta mettendo tutto contro per la compagine biancorossa. Prima hanno rischiato l'autogol Mansueto, Margarito e Soldeviglia. Poi Furman si è avventata sul pallone ma non è riuscito a metterlo in rete. Alla fine Margarito se l'è ritrovato tra le mani. La conclusione di punta di Soldeviglia. Pallone che non trova lo specchio della porta di poco. Doppio cambio per il Capena. Escono Furman e Agnello. Entrano Nega e Benvenuto. Qui spinge Violi su Oliveira che si prende il fallo. Qui l'arbitro è di Avezzano ma se ne esce con un richiamo incredibilmente romano. Un AO che lascia un pochino di stucco le giocatrici in campo. Episodio particolare. Il richiamo dell'arbitro era per Mansueto che si era messa troppo vicino al punto di battuta di Nega. Ci ha fatto sorridere un pochino il richiamo. Parte Nega. Conclusione deviata, pallone che rimane lì. Alla fine mette fuori Soldeviglia che sventa tutti i pericoli. Benvenuto, Bea Martin, corta ancora per Benvenuto, è uno schema che non riesce bene. E qui Soldeviglia si arrabbia con se stessa perché non indovina il passaggio e quindi impedisce alle proprie compagne di ripartire. Nega. Non si intende con Benvenuto, pallone in fallo laterale. Intercetta qui Nega, sbaglia Renata. Nega ancora dentro per Benvenuto, Mansueto protegge il pallone e si prende il fallo laterale. 8:23 alla fine. Il Capena ci prova. Pallone lungo, Bea Martin di testa. Altro colpo di testa, Renata prova a mettere giù. Pallone buono per Oliveira, anzi no, è uscito. Il fallo laterale ai limiti del controfallo. Mansueto l'ha battuta forse con il pallone già a campo. Nega intercetta intanto, Nega dentro la chiusura di Marcella Violi. È entrata per la prima volta in partita con il numero 2 Matilde Russo per lo Statte, che finora aveva fatto girare ben poco le sue giocatrici, che ora potete vedere si tengono tutte un po' le ginocchia. Sicuramente la fatica comincia a farsi sentire. Trenino per il Capena, Bea Martin per Benvenuto che la prova al volo, non colpisce bene. Margarito attenzione, può andare lungo con il rinvio, Benvenuto la tocca e qui salva un gol e poi Castagnaro a completare il disimpegno. Siamo già dall'altra parte, Nega ci prova, pallone sul fondo. Mister Chiesa cava il cambio, deve entrare diretta Macchiarella, non c'è tempo però perché il pallone è già stato rimesso in gioco. Benvenuto in anticipo, la palla balla sulla riga del fallo laterale e rimane in campo.
Benvenuto, attenzione, la palla rimane lì, Butimà, Castagnaro straordinaria, la palla rimane lì, Matilde Russo se la ritrova sui piedi e non riesce a calciare. Esce Oliveira, entra Diletta Macchiarella a fare da pivot. Bea Martin proprio a cercare la numero 24, l'anticipo di Violi. Controfallo di Macchiarella, che viene incoraggiata dal proprio allenatore. Sette minuti al termine, partita ancora sul 2-0 per lo Statte. Macchiarella, Violi, Butimà prova a far passare il pallone in mezzo alle gambe di Benvenuto, che invece fa buona guardia e mette in fallo laterale. Violi, corto per Renata. Pallone ancora all'indietro, Violi sbaglia tutto. E viene chiamato un time out da mister Chiesa. 6:45 alla fine, vedremo se il Capenna riuscirà a rimontare in questo finale o se lo Statte si riuscirà ad aggiudicare, perdonate il gioco di parole, l'intera posta in palio. Tutto questo tra pochissimo, sempre qui al Palapertini di Fiano Romano. Rieccoci qui, tornano in campo le due squadre per questo finale di partita tra Città di Capenna e Real Statte. 0-2 per ora per la compagine ionica, decidono i gol di Valeria, Schmidt e Renata, un gol per tempo per ora. Rimette in gioco Benvenuto, Bea Martin, nega, non trova Diletta Macchiarella, pallone in fallo laterale. Russo all'indietro, Violi da Renata, pallone in profondità per Butimà, Benvenuto in chiusura, fallo laterale. Si gira bene Renatigna, Benvenuto, è decisivo il tocco della numero 18. Qui erano tutti convinti che l'ultimo tocco fosse stato di Renata, perché effettivamente così sembrava. Renatigna era stata sì fermata da Benvenuto, ma l'ultimo tocco sembrava proprio della numero 99. Nessuna protesta, tutti pronti a ripartire. Castagnaro con la palla in mano, il direttore di gara ha ordinato la battuta del calcio d'angolo. Violi all'indietro, Renata, Butimà, Matilde Russo all'indietro, ancora Butimà, Violi in profondità verso nessuno, Castagnaro con le mani. Nega, ancora Bea Martin, scodella bene per Macchiarella, chiude di testa Renata che non ha mai abbandonato il campo e prevediamo non lo farà per i restanti 5 minuti e 49 che restano. Bea Martin, un lampo della numero 8. Intervento di Violi su Nega, tutto regolare. Macchiarella all'indietro. Nega dentro di prima, ancora Violi in chiusura.
Nega con il sinistro, pallone sul fondo che sfiora il palo della porta difesa da Margarito. Prova a restare in avanti il Cavena, qui Renatigna, Macchiarella prova a concludere, c'è stato il fallo però della numero 99 brasiliana proprio su Nega, pallone battuto veloce, Macchiarella conclude, Valeria Schmidt salva. Terzo fallo commesso anche in questo secondo tempo dallo Statte. Pallone perso da Nega, Renata messa giù da Benvenuto che si prende il cartellino giallo. Fallo tattico di Serena Benvenuto che ha impedito la ripartenza dello Statte. 4:43 alla fine, quindi cartellino giallo che arriva dopo 15 minuti e 17 secondi. Si attende il fischio dell'arbitro per la ripresa, pallone che verrà giocato corto, così è. Chiama subito il pressing Bea Martin. Renatigna punta sempre Benvenuto. Schmidt per Butimà che si allunga il pallone. Macchiarella lo difende e lo recupera bene. L'appoggio per Benvenuto che qui quasi liscia il pallone. Può ripartire lo Statte. Renata. È buona la palla per Butimà. Castagnaro in caduta. Dire di no. Benvenuto difende bene il pallone. Serve Macchiarella. Un 2 contro 1. Macchiarella. Dentro, Nega, parata di Margarito, che qui è miracolosa. Sembrava tutto fatto. Valentina Margarito dice di no. Partita, l'avevamo detto, giocata da due portieri straordinari, che così è. Qui Bea Martin non può tornare indietro dal proprio portiere. Macchiarella. Benvenuto mette fuori alla fine, colpisce qualche elemento della sua panchina. 3:39 alla fine. Lanciamo un piccolo sondaggio per tutti coloro che ci stanno vedendo, vediamo se siete attenti. Diteci secondo voi qual è il migliore in campo della partita, anche se in 3 minuti e 40 nel futsal può succedere di tutto. Però vediamo insomma le idee dei nostri videospettatori. Entra il portiere di movimento intanto per il Cavena, che ci prova in questi ultimi 3 minuti e 27. Mossa prevedibile ma giusta quella da parte di mister Chiesa. Attenzione, qui però si addormentano tutte. Renata conclude e mette clamorosamente fuori. Qui si era distratta la Furman, errore che però con il portiere di movimento diventa letale. Castagnaro rimette in gioco, abbandona subito il campo. Bea Martin, Oliveira. Angela ci dice secondo lei la migliore in campo sono Butimà e Violi. Vediamo se qualche tifoso del Cavena anche ci saprà dire. Qui prova la conclusione Oliveira. Agnello deve correre velocemente. Margarito qui forse perde un tempo di gioco importante non recuperando subito il pallone con le mani. Appena possibile leggeremo tutti i vostri commenti, ma intanto l'azione c'è ed è importante. Renatigna punta Furman, se la porta sul sinistro e conclude. Agnello non riesce a dire di no. 3:0, doppietta di Renata, 2:30 alla fine. E qui forse mette la parola fine lo Stato a questa partita. Mentre intanto i tifosi ci dicono Margarito, Butimà. Anche Sciamila Rota da Matti, che immaginiamo abbia qualche rapporto di parentela con Renatigna, ci dice Margarito. Ilaria Tronca invece commenta per il Cavena Bea Martin. Quindi comunque commenti molto diversificati, che rispecchiano un po' quella che è stata questa partita. Nega mantiene il portiere di movimento il Cavena. Bea Martin, Oliveira. Bea Martin, buona per il pallone per Nega. Ancora Oliveira. Continua il giro palla del Cavena. Nega sbaglia e c'è il gol di Mansueto.
4-0 State, portiere di movimento che non paga. Segnato con il numero 22 Nicoletta Mansueto, 1,53 alla fine. Oliveira. Agnello, Furman dentro di prima, Margarito ci prova, ma il soffitto del Palapertini è troppo basso per il tentativo del portiere numero 1. Oliveira, Nega. Minuto e 24, vediamo se il Cavena riuscirà a trovare almeno il gol della bandiera. Intervento di Renata su Furman, si prosegue il vantaggio. Oliveira ci prova, Margarito dice di no anche a questa. Poi abbiamo Martin, Mansueto poteva andare un po' a porta vuota, il pallone è rimasto lì. Attenzione, qui scivola Nicoletta Mansueto sul tentativo di conclusione, rientrata Bianca Castagnaro tra i pali, pallone in avanti per Furman. Furman, Soldeviglia è scivolata. Furman dentro, Nega di prima, pallone vicino alla traversa che esce di poco. Ormai possiamo dirlo, lo State si aggiudica 3 punti, Cavena che però oggi avrebbe meritato qualcosa di più. Diciamo il risultato per ora è uguale a quello del Montesilvano, ma le partite sono state completamente differenti, ma insomma sappiamo che in questo sport non sempre il tabellino rispecchia ciò che è stata la partita. Complimenti allo State che comunque ha creato parecchie occasioni, comunque è riuscito a segnare. Poi ovviamente con l'ingresso del portiere di movimento il compito è stato anche facilitato. Ci prova intanto Bea Martin, dentro non arriva Furman, arriva Oliveira, sì. Pallone che resta in gioco, 14 secondi alla fine, ultima azione della gara. Nega, Oliveira per Furman. Oliveira deve scaricare per Nega, è finito il tempo. Finisce così. Città di Cavena 0, Real State 4. Grazie a tutti gli amici e le amiche di PMG Sport Futsal per averci seguito. Mercoledì Città di Cavena sarà atteso dal recupero in terra sarda contro il Cagliari. Il Real State prosegue la corsa verso il secondo posto. Alla prossima!